Siamo qui questa sera con i Kismet, un gruppo di ragazzi originari dell'Alto Polesine, nella zona intorno a Badia, Lendinara, che sono partiti da qua e che sono arrivati a conquistare il palco del Piper. Ragazzi, complimenti. Grazie. Allora, chi mi racconta com'è stata questa esperienza? All'inizio c'erano circa 2000 gruppi da tutta Italia, tra singoli, cantanti, gruppi. Band comunque molto varie, perché non si tratta solo di rock, metal, però c'erano veramente tanti diversi tipi di gruppi. Abbiamo vinto le semifinali e siamo arrivati tutto in un colpo in finale, senza neanche magari renderci conto. E siamo arrivati al Piper e abbiamo vinto. E adesso siamo qua con in previsione per l'anno prossimo. Sappiamo che andremo a Londra, Berlino, Parigi e Barcellona per poi tornare in Italia, a Roma. Voi sul palco del Piper ci siete andati con una vostra canzone, oltretutto, un palco su cui hanno suonato i più grandi artisti mondiali. Com'è stato l'impatto con il Piper? Sapevamo di salire su un palco importante, magari quella che può essere stata la tensione pre-concerto è servita solo che a caricarci ulteriormente nel momento in cui eravamo sul palco. Non è che abbiamo pensato, oddio, il concorso, una roba... Cioè, il concorso è passato veramente in secondo piano. Siamo partiti da casa con l'idea di divertirci, di suonare, spaccare il Piper, veramente. Una riverenza che però poi si è tradotta in un'energia veramente positiva. Siete stati anche gli ultimi nella scaletta, no? È stata anche una responsabilità, perché quando sei l'ultimo a suonare magari la gente si aspetta da te quel qualcosa in più, e quindi la responsabilità di dover dare conferma e chiudere col botto il Tour Music Fest. Quindi il Tour Music Fest è stata un'esperienza che vi ha comunque dato tanto, dal punto di vista umano, dal punto di vista musicale, professionale. Adesso voi partite e andate in tournée. Con che cosa ci andate in tournée? Beh, intanto con tutto ciò che è il bagaglio che deriva da questa esperienza, ovvero tutte le persone che abbiamo conosciuto, tutto il supporto che abbiamo avuto e le cose che abbiamo imparato. Nel periodo che va da adesso fino all'inizio di questo tour dovremo lavorare sodo. Questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza per ciò che sarà il nostro futuro. Non sappiamo come sarà, però sappiamo che dobbiamo lavorare al meglio. Sì, perché tra l'altro, ricordiamolo, avete vinto come miglior band originale emergente. Non fate cover, fate la vostra musica. Questa è la cosa più importante, c'è la tendenza a suonare, è inteso come far cover. Ogni tanto c'è qualcuno che osa. Noi ci abbiamo sempre creduto, però la costanza ci ha premiato in questo caso. Cioè noi siamo stati forti nel nostro essere. Avete sempre suonato musica vostra, sì? Sempre. Sempre stati Kismet. È una questione che abbiamo creato veramente un nostro mondo, cioè nelle nostre canzoni ci siamo noi, e questa è la cosa più importante, soprattutto per chi fa musica propria, cioè riuscire a mettere te stesso nella musica, che poi lascia stare che possa essere anche un insieme di consigli degli amici, questo pezzo qua tira più di quest'altro, che magari ti può aiutare per la canzone successiva, però c'è del nostro, cioè quello che siamo noi in quel momento lì. Suonare qui in zona vuol dire suonare davanti a tanti amici, suonare al Piper vuol dire suonare a tante persone che non vi conoscono. Al Piper, vedere che dopo il primo ritornello lo staff, il pubblico comincia a applaudire, a cantarti il ritornello We Don't, è qualcosa di grosso, diciamo. Il fatto che come prima prova ci è valsa per capire cosa funziona nel nostro gruppo, e We Don't è una canzone che funziona, perché parte dall'idea del ritornello anni 80, dove c'è il ritornello che una volta, due lo senti e te lo canti già in testa, e dopo c'è quello che è la forza della canzone musicalmente parlando. Questo è We Don't. Oltretutto voi ragazzi non solo cantate in inglese, ma fate comunque un genere musicale che in Italia è un po' difficile. Sì, in Italia è un genere che comunque è ascoltato, è che stranamente non viene prodotto dalle case discografiche, comunque anche da chi organizza gli eventi, non viene dato il giusto spazio, soprattutto alle realtà emergenti. Ma chi vi segue sa anche che non c'è soltanto la dimensione elettrica del palco, ma che c'è anche una bella dimensione unplugged, quasi un'evoluzione, no? Dei Kismet. Come vi siete trovati? Suonare in acustico non è facile. Non è facile per una band rock che è abituata a zappare, a suonare forte, togliere i volumi e far sentire
tutti i piccoli particolari che vengono a galla quando, diciamo, spegni l'amplificatore. L'aspetto acustico della nostra band serve anche per a volte far avvicinare la tua musica anche chi non è un ascoltatore tipico del rock, comunque rock più duro, così, in modo che riesca veramente a capire il tuo messaggio, anche perché poi in acustico si crea veramente un rapporto molto più intimo con la gente, con chi viene ad ascoltarci, perché è proprio un altro tipo di atmosfera. Adesso voi state lavorando al vostro disco. Qual è il prossimo passo? Quando pensate di averlo pronto? Che cosa avete in mente di fare nel futuro? Il CD è pronto, quando è masterizzato è pronto per essere uscito. Sicuramente coglieremo al volo l'occasione che ci viene data di fare il tour europeo. Oltre a questo, quindi il CD elettrico con i nuovi brani, stiamo progettando di fare un piccolo EP acustico. Dove vi si potrà ascoltare prossimamente? In programma c'è con l'anno nuovo un concerto acustico in un teatro importante della zona. Vi do in anteprima, sarà a febbraio, ecco, poi lo saprete sul sito, su Facebook, Twitter, ci saranno tutte le informazioni, insomma. E poi abbiamo ancora una serie di work in progress sul lato discografico. Ciao, Pianora News, noi siamo i Kismet e è il tempo del rock.